Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza che come sempre vi porta le immagini più belle, divertenti, di aggregazione e di iniziative della nostra bella Italia. Ad esempio oggi siamo stati per l'ennesimo anno a Puti in occasione del Palio di Puti che si tiene in piazza Garibaldi e che come ogni anno ha riscontrato veramente un enorme successo sia di pubblico e anche per l'evento stesso. Guarda il servizio e poi magari se ti sei perso un pezzettino di quello che trasmettiamo potrai tranquillamente rivederlo sul nostro portale tuttiinpiazzatv.com. Qua, ecco il palio, vieni, venite davanti, eccolo qua. Dov'è il capocontrada? Un secondo, calmi ragazzi. Fatemi una chiamata trionfale per Alessandro Fiori. Di più che non vi sentiamo, dai, ora un po' meglio, dai. Ci siamo ragazzi? Stefano Nicolai, eccolo qua. Allora ragazzi, è un momento storico per voi. Immortalatelo con i vostri cellulari perché non facciamo bis se non il prossimo anno. Stefano, vieni qua sotto, per favore. È il momento della consegna. È il momento della consegna. Eccolo qua, Lorenzo, bravissimo come presidente. Fate i complimenti anche a chi ha disegnato il cavallo grigio. Oh, piano. Bravi ragazzi, complimenti ancora. Vieni che c'è anche il drappo del seggio, Drappo del seggio importante anche questo. Tenetelo con cura, ragazzi. Attenzione. Ok, adesso vieni Alessio, Lorenzo, due parole vanno fatte. Lorenzo. Ma penso che la platea abbia già detto tutto. Complimenti perché avete dimostrato, avete creduto con noi che la manifestazione era più importante della tipologia di cavallo. Abbiamo vinto oggi. Bravi a tutti, complimenti. Lascio la parola al sindaco. Complimenti per la bellissima vittoria alla Contrada alla Croce, complimenti all'organizzazione perché è stato fatto di tutto per disputare questo palio al meglio, ha vinto la festa e ha vinto Buti. Grazie a tutti e da subito cominciamo a lavorare per il futuro del nostro palio e per continuare a vedere edizioni belle come queste. Grazie. Ok, c'è anche questo oggetto, vieni capitano, la croce, vieni ancora qua che abbiamo anche il trofeo, lo diamo, non ce la fanno? Ve lo consegniamo giù a basso. Io poi voglio farvi una domanda, la risposta non te lo posso tirare, come faccio a tirarlo? Dai, vieni. Allora, la domanda che dovete farvi è se avete visto poi la differenza tra i purosangue e gli anglo-arabi. Ci potete parlare per 12 mesi e la risposta al bar. L'emozione è stata la stessa, le corse sono state combattute e per voi avete vinto, quindi signora, lei non c'ha problemi. Vero? E se ce lo dice la signora, che vedo sempre alle aste, al Newmarket, lei è una signora che sa proprio tutto dei cavalli da corsa, ci possiamo credere. Arrivederci, grazie, bravi a tutti. Un applauso anche al nostro speaker, impeccabile come sempre, grazie. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza. Oggi siamo qui a San Mauro Pascoli, proprio dove c'è ancora la storica casa di Giovanni Pascoli, all'interno di Villa Torlonia, in occasione della festa della De Bagoin Malatora, questo dovrebbe pronunciarsi più o meno così, ovvero la festa fondamentalmente del maiale, perché Bagoin
in dialetto romagnolo significa appunto maiale. Ci sono molti modi di identificare il maiale, soprattutto dicendo porca troia, porca miseria, porco diavolo, insomma noi abbiamo scelto così fra le varie figure questa che è porca troia, che non manca mai all'appello, insomma, giusto per modi di dire. Andiamo col servizio, ma attenzione che questo servizio, oltre che conoscere in varie sfaccettature il maiale, abbiamo anche occasione di capire che gli incontri amorosi non accadono solamente in balere, in discoteche o ultimamente ai supermercati, ma addirittura anche all'interno di cimiteri. Non ci credi? Guarda il servizio. Allora siamo insieme ad Arlotti Guglielmo. Come andiamo oggi? Molto bene. Allora, questa festa, mi può dare la pronuncia giusta? Festa de Bagoni. E poi c'è anche il surrogato, Alla festa dei Bagoni. Allora, ci spieghi un po' di cosa si tratta? Io sono la parte dei dolci. Faccio i biscotti, tutti i tipi, ciambella, queste. Quindi le bagone è un biscotto, È un giusto? biscotto. È un biscotto, ma la tora cos'è? Viene bagnato? Cos'è? Viene bagnato da questo maiale, via. No, quindi insomma il maiale anche oggi protagonista assoluto. Assoluto di questa festa. Perfetto, bene. Come si suol dire, del maiale non si butta via niente. Della maiala neanche il numero di telefono. No, neanche il numero. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie. Potremmo dire che la situazione è bollente. Bollente, molto. Si fa un po' fatica. Allora, bagoi, ma qua c'è anche della ciccia, c'è anche dei primi, c'è un po' di tutto. C'è tutto, primi, carne. Cosa proponete come cena questa sera? Ai ragazzi, qua il fumo sa. Ma non è che te lo vedi qui. Siamo in piena versione gastronomica. Allora, questa sera cosa proponete? Un menù completo da partire dalle tagliatelle, poi c'è tutti i tipi di carne alla griglia, fino ad arrivare alle verdure. Quindi doverosamente cucina romagnola, giusto? Certo. Quindi che vino affianchiamo a questa cucina romagnola? Non lo so, dopo devi spostarti e chiedere più su. Allora faremo così, mi fa un saluto molto da bagoi? A Cascina di Buti, Autocarrozzeria 2000, dal 1988, riparazioni di carrozzeria, verniciatura e lucidatura. Rivenditori autorizzati, Extreme Plus. Agenzia immobiliare Ecco Casa. Comprare o vendere casa deve essere un'esperienza piacevole, soddisfacente, trasparente e senza rischi. Vienici a trovare. Lavoriamo su Ponsacco, Perignano e tutte le colline della Valdera. Enerterm, caldaia biomassa completamente automatiche, concessionario esclusivo per tutta la Toscana di Ocofen, leader europeo nelle caldaie a pellet. Abuti GTB Clima Service, idraulici riscaldamento, impianti e manutenzione impianti idraulici, condizionamento aria impianti, assistenza caldaie, gas, pellet, legna, certificati F-Gas. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. Ingia Marmi, leader nel settore della lavorazione di marmo, pietre e affini, con professionisti, esegue rilievi e progettazioni per la creazione di opere su misura, per interni, esterni, rivestimenti, pavimenti. Abientina, la vineria del Borgo, offre vasta scelta di vino sfuso IGT toscano, olio extravergine d'oliva di produzione artigianale, oltre che miele biologico, condimenti e pasta artigianale. Lei Car Service, la vostra officina Fiat e Lancia e multimarca con centro revisioni auto e moto. Vi aspetta in via Campo d'Arrigo 16 Rosso a Firenze. Dal 1956 l'Armeria Luperini Armi offre alla propria clientela armi da tiro, caccia, riparazione e restauro armi, montaggio e taratura ottiche, munizioni, abbigliamento e calzature caccia. A Rosignano, località Marmolaio, centro pneumatici Mancini e Staccioli. Con apparecchiature all'avanguardia garantiamo l'eccellenza in caso di gomme, per qualsiasi mezzo, con pneumatici delle migliori marche, servizio deposito gomme, inoltre anche officina per tagliandi e controlli di meccanica. Abuti Max Pulse di Massimo Moriconi, costruzione, manutenzione, assistenza e ristrutturazione piscine, addolcitori e depurazione acqua. Chiamaci per un preventivo gratuito.
L'Officina Perduta, locale storico di Bientina, è un pub house attrezzato per l'accoglienza e la qualità del servizio, per trascorrere alcune ore di relax in un ambiente caldo e confortevole. A Perignano, Spinelli Illuminazione. Dal 1980, l'illuminazione di qualità. Selezione dei migliori marchi nel settore. È una progettazione illuminotecnica e light design all'avanguardia per spazi residenziali o lavorativi. Dopo il sole, Spinelli. Abuti, località La Croce, tappezzeria Baroni, arredamenti su misura con servizio personalizzato, vendita di prodotti artigianali e tende per ogni necessità, un punto di riferimento per gli arredi su misura. A Ponsacco, località Le Melorie, studio odontoiatrico, dottoressa Giovanna Lombardi. Ascoltiamo il paziente, facciamo diagnosi e proponiamo cure personalizzate. Professionalità e rispetto per i pazienti sono i nostri obiettivi quotidiani.